Oggi, venerdì 25 novembre, in libreria e negli store online, Dove non batte il sole, il nuovo romanzo di Carmelo Sardo, giornalista e caporedattore del TG5, tra gli autori italiani più attenti alle metamorfosi del fenomeno mafioso. Il libro, pubblicato dalla casa editrice romana Biblioteca Edizioni, 250 pagine, 18 euro, racconta una storia dal forte impatto emotivo in cui emergono le storture di una giustizia con le sue lacune e le sue incongruenze. Ascoltiamo lo stesso Carmelo Sardo. La mattina di primavera insolitamente livida, quando uccisero suo padre e sua madre, Stefano Macri era perso nel sonno beato e pesante di chi ha mangiato e bevuto tanto. Questo è l'incipit del mio nuovo romanzo, Dove non batte il sole, Biblioteca Edizioni. E a leggere questo incipit il lettore, comprensibilmente, potrebbe pensare di essere condotto dentro a un giallo, e lo è, oppure dentro a un thriller, ed è anche un thriller, ma è soprattutto un romanzo anche di forti passioni, un romanzo che fa arrabbiare, un romanzo che fa in qualche modo innamorare di qualcuno dei suoi protagonisti, dei suoi personaggi. Stefano Macri ha 27 anni, è uno studente universitario, è siciliano. Lo scenario è la Sicilia barocca, la cittadina dove succede tutto. Mi sono inventato questo nome di fantasia, Rammusa. È una Sicilia barocca, incastonata tra le province di Ragusa e di Siracusa. Lui fa lo studente universitario, torna a Rammusa nei weekend. In uno di questi weekend, una mattina, vengono uccisi nella gioielleria di famiglia suo padre e sua madre. Il magistrato, un personaggio torvo come il suo cognome, Sparviero, Ubaldo Sparviero, sospetta sì di una rapina finita male, come tutto lascia supporre, ma sospetta anche del figlio, pensa che possa esserci dietro lui, perché la famiglia aveva un debito con un mafioso, un capomafia, che vive nello stesso palazzo dove abita la famiglia Macri. Ebbene, il magistrato indaga Stefano e Stefano dice: ma come? Io mi aspetto giustizia per i miei e sospettano di me? E comincia a fare delle scelte, Stefano, che decideranno le sorti della sua vita, il suo destino. Scelte che in Sicilia hanno un solo percorso. È un romanzo di formazione, anche un romanzo in cui e di cui non posso svelarvi molto, perché si dipanerà in 1000 rivoli. Come l'ho scritto e perché l'ho scritto? Chi mi conosce, chi ha letto i miei precedenti romanzi lo sa. Io ho come punto di riferimento il riscatto, il comune denominatore, chi sbaglia si recupera. C'è molto carcere, molta giustizia e ingiustizia nelle mie storie. Ecco, ero diventato un po' il punto di riferimento per molti detenuti ergastolani che mi hanno sepolto di lettere, raccontandomi le loro storie. Dentro cercavo di capire quale fosse quella migliore da poter trasformare in un libro. Ne avevo isolate 3, non sapevo decidermi. Che cosa ho fatto? Ho creato un personaggio fittizio, Stefano Macri, un altro personaggio fittizio, un capomafia, un magistrato, e ho miscelato le 3 storie e le faccio accadere in un'unica vicenda. L'equazione è semplice. Sono storie inventate che raccontano fatti realmente accaduti. E poi si va a parare lì. Una cosa che mi sta molto a cuore. Il fine pena mai. Il fine pena mai che ancora esiste in Italia, nonostante si stia cercando di cambiare. Fine pena mai che decide il destino di coloro che sbagliano e anche se si redimono non hanno la possibilità, come invece suggerisce l'articolo 27 della Costituzione, di poter essere reinseriti nella società. Dove non batte il sole affronta tutti questi temi, affronta le grandi ingiustizie della giustizia italiana, le sue incongruenze e anche i suoi errori e le sue leggerezze che possono rovinare la vita di chiunque, anche di Stefano Macri, anni 27 di Rammusa. Dove non batte il sole, Biblioteca Edizioni.